eccoci qua. Allora, stasera, come avete visto le locandine, ho come ospiti qua Paolo Littarru e Nicola De Sì. Allora, per Buonasera. chi non li conoscesse, adesso ne parliamo un po'. Penso che la maggior parte di voi sappiano di chi sono. Allora, Paolo, anzi, ingegner Paolo, no? Perché Esagerato. tu sei ingegnere e ti occupi di ambiente e territorio, giusto? Esatto, io mi occupo, sono ingegnere per l'ambiente e territorio, mi occupo per lavoro di inquinamento, di bonifica di siti inquinati, quindi di disastri, di porcherie, e Sì. per passione mi occupo invece di tesori archeologici. Ma dovremmo già essere in diretta, dovremmo Sì, vederci. siamo in diretta. Da questo momento siete con me Perfetto, qua no, in perché ho il diretta. telefonino con Facebook e ancora non so bene Ok. come. Vabbè, ma ovviamente. Allora, guarda, adesso anch'io qua me lo metto qui in una finestrella. Eccomi qua. Perfetto. Allora, eh, allora qui, aspetta, mi date conferma se vedete anche gli ospiti o vedete Noi, solo a me? No, sto chiedendo alle persone per vedere se... Ok, eccoci qua. Perfetto. Allora, c'è un certo ritardo tra il momento in cui parlo e poi arriva il segnale. Ok, allora Paolo, quindi tu sei ingegnere ambientale del territorio e hai la passione per l'archeologia. sì, nata ormai più di 25 anni fa. Sì, Diciamo che l'esperienza che racconteremo nel confronto dibattito con l'amico Nicola, che saluto, è compendiata in un libro uscito l'anno scorso in cui raccontiamo, tento di raccontare una vicenda scientifica che è parallela, a volte si sì, scontra con la visione ufficiale che ci rappresenterà Nicola, il quale ama dire, ed è bello, insomma, che non è mai morto nessuno, per fortuna, per diversità di vedute sui nuraghi, quindi è bello parlarne, sempre un arricchimento reciproco, e insomma, emergerà la differenza di vedute, ma e poi sì. chi ci ascolta si farà Diciamo un'opinione. che Ciò che ci accomuna è sicuramente la passione per sì. queste meraviglie. Sicuramente tutte e due sarete d'accordo con me e anche con tantissimi altri che l'argomento nuraghi non è semplice, cioè è un argomento in cui veramente è difficile avere delle certezze sia da parte di archeologi, studiosi, ricercatori, insomma non è un argomento semplice perché stiamo parlando veramente di monumenti veramente antichi. Allora, Nicola De Sì, archeologo, eh, archeologo hai pubblicato un libro che mi è piaciuto molto, l'ho guardato anche con mia figlia e ti faccio i complimenti, è veramente un bel Grazie. libro. Sì, ti lascio la parola così saluti le persone che sono qui stasera. Bene, grazie Gianmario, grazie Paolo per la vostra disponibilità e anche la possibilità di confrontarci ancora una volta su un tema così ampio e dibattuto che ha visto come dire, altre circostanze, no, di confronto. Qualche mese fa con Paolo ho avuto modo di in televisione a Vidolina una puntata di Monitor, una Sì, puntata che ha avuto anche un certo successo, proprio perché è un argomento che abbiamo visto affascina in tanti. Bene, io comunque mi presento, mi chiamo Nicola De Zio, ho 39 anni, sono un archeologo, ho la passione per l'archeologia fin da quando ero bambino e ho potuto coltivare quindi questa passione col tempo, quindi associando ovviamente la visione diretta dei nuraghi, in generale dei monumenti archeologici, anche con un apporto, come dire, teorico, quindi all'università ho avuto modo insomma di avere grandi
docenti, grandi professori, tra cui il professor Giovanni Ugas, la professoressa Giuseppa Tanda e tanti altri. Per lavoro mi occupo di seguire prevalentemente gli aspetti tecnici dell'archeologia preventiva, quindi realizzo delle relazioni di indagine archeologica ogni qualvolta si debba fare un'opera pubblica. Per diletto, per passione, adoro divulgare al grande pubblico, soprattutto ai più piccoli, l'archeologia della Sardegna. Tu parlavi appunto di un libro, di quello della preistoria della Sardegna per bambini. Adesso sto approfittando di questo isolamento forzato per lavorare un altro testo, sempre per bambini, dedicato alla civiltà nuragica. Sai che mi ha colpito in questi giorni, mentre ero in giro per la rete, no? Tanto siamo tutti chiusi in casa, no? Quindi se prima, diciamo, dedicavo poco tempo a guardare quello che scrivono gli altri, insomma, in questo periodo qua sto un po' più spulciando, no? La rete. E mi ha colpito una tua fan che in un tuo post ha scritto... Una mia fan o di Nicola? No, di Nicola. Ho visto un suo post, sempre di questioni archeologiche, e sotto c'era una signora che diceva, guarda, magari adesso sarà anche qua che starà ascoltando, e diceva, ti invidio molto perché fai un lavoro dove sei libero, vai a vedere questi fantastici posti e ci puoi studiare all'aria aperta. Questa cosa mi è piaciuta e io penso che questo sia il risultato del tuo tipo di comunicazione che hai. Sì, diciamo che stare all'aria aperta ovviamente è uno degli aspetti più belli del mio lavoro, ma stare all'aria aperta con persone che hanno il piacere di ascoltarmi. Certo, è importante diciamo, le pubblicazioni, la stampa, sono importanti anche i documentari in televisione, ma poi mi sono reso conto che alla fine la cosa più bella è indubbiamente condividere le emozioni della visione di un monumento archeologico direttamente sul sito, con qualcuno ovviamente che sappia raccontarglielo, con qualcuno che riesca a farli sognare, spaziare davvero con l'immaginazione. È alla base appunto della divulgazione che si impara, io credo, negli anni, cominciando dalle fasce più piccole. Ecco, la mia più grande palestra, è una palestra che io sicuramente consiglierei a qualsiasi divulgatore, è quella delle scuole primarie. Quindi lavorate con i bambini, insegnate loro ad amare il nostro patrimonio e questo appunto vi darà enormi soddisfazioni, nonché un miglioramento sul profilo professionale. Paolo, allora prendiamo il tuo spiegaci una cosa e andiamo. Spiegaci una cosa, nel frattempo la gente si sta collegando, quindi diamo qualche Benissimo. minuto. Ti chiedo a te invece, come ti è nata la scintilla per l'archeologia e lo studio poi dell'astronomia legata all'archeologia? Sì, allora, è avvenuto per caso, non mi è mai interessato granché di archeologia, i miei interessi erano altri, fino al 1994, quando per caso sono incappato una persona che mi ha così folgorato sulla via di Damasco, posso dire, facendomi conoscere un autodidatta, che è poi il Mauro Zedda, il contadino che indicava la luna, il titolo del mio libro, un autodidatta che incontrai per caso mentre andava a Cambridge a raccontare la sua scoperta. Cosa mi ha colpito di questa vicenda? Che questa persona che con solide basi di topografia, quindi di misure che derivano insomma dalla sua background di perito agrario, fece una scoperta che secondo me da sola dovrebbe valergli un riconoscimento importante,
e di fatto questa scoperta oggi campeggia nelle più importanti riviste scientifiche del settore. Io faccio una premessa, qualcuno mi dice, ma sai, sono le tue teorie, le tue tesi, io non espongo proprio nulla di personale, nulla di mio, faccio studi e ricerche in altri campi forse meno interessanti, un po' più di nicchia, riporto solo studi pubblicati sulle riviste col più alto impact factor del mondo, quindi il Journal for the History of Astronomy, e poi adesso risparmiamo tutte al pubblico, chi volesse approfondire ovviamente può contattarmi in privato, può approfondire come vuole, ma questi studi, a partire dal primo che è così, nel quale sono imbattuto nel 94, sono arrivati, pensate, nella più importante casa editrice scientifica del mondo, la Springer di New York, nel 2015, in un trattato che, così amo ricordare sempre, costa 1.200 euro, con lo sconto lo danno a 1.000, trattato più ponderoso del mondo di archeoastronomia ed etnoastronomia, dedica 2 capitoli alla Sardegna. Uno al Pozzo di Santa Cristina, quindi uno interamente dedicato a questo straordinario monumento, ed è scritto dal professor Arnold Leboeuf, già ordinario di storia delle religioni all'Università di Cracovia. L'altro invece è scritto da Mauro Zedda, è tradotto in inglese dal sottoscritto, invece è dedicato ai nuraghe. Quindi dicevo, mi sono avvicinato per questa scoperta sulla Valle di Isili, che poi tentiamo anche di raccontare con qualche immagine. Ho cercato di impratichirmi prima con questo strumento qui, ecco, non so se si veda, questa bellissima, io amo molto questa foto, si vede, sì, No. Non riesco a farla vedere, scusate un attimo, riproviamo quindi condividi, eccolo qua, adesso dovrebbe vedersi, questa stupenda, ecco, io cerco di farvi vedere almeno questo, tra l'altro oltre alla vicenda scientifica, sono scoperte di una bellezza straordinaria, adesso non abbiamo il tempo di esporle tutte, ecco, ma qui abbiamo il sole al solstizio estivo che incorona il nuraghe Longu, e questa foto è scattata dall'Uraghe Nueddas, dal centro della valle di Brabaciera. È un sistema, la scoperta consiste sinteticamente in questo: a Isili esiste un sistema di nuraghe la cui disposizione nel territorio, come se riesco vi faccio vedere, ecco qui, qua c'è una illustrazione, è chiaramente e inequivocabilmente astronomica, ossia i nuraghi sono disposti nel territorio, ripeto, da qui prende le mosse uno studio, una serie di ricerche molto più ampio, ma i nuraghi della valle di Isili sono disposti secondo i punti d'arresto del Sole e della Luna. Quindi, cosa è avvenuto a valle di questa ricerca? C'è stato il coinvolgimento non solo, ecco, anche qui bisogna essere chiari, non solo di un autodidatta, ma pensate, tutti i più grandi studiosi europei e mondiali di questa materia sono venuti in Sardegna, hanno verificato, approfondito, ampliato, e poi qua io cerco sempre di evitare le polemiche, però bisogna dirlo. Nel 2005 la Società Europea di Astronomia Culturale ha organizzato a Isili il convegno, il simposio su questa materia. Cosa mi preme sottolineare? Adesso nel libro racconto prima l'ostracismo, la diffidenza, talvolta il sarcasmo, e lo sfotò. Gli archeologi intelligenti come Nicola si guardano bene dal fare sfotò, sarcasmo, questo va riconosciuto, altri un po' meno. Però siamo in una fase in cui ormai, a 25 anni da questa scoperta, da questa e da numerose altre scoperte che nel corso della trasmissione tentiamo magari di raccontare,
Ecco, la posizione è un po' quella di un po' attendista, ecco, dire sì, ma magari certamente gli antichi guardavano il cielo, certamente, no, ecco, non escludiamo che qualche orientamento astronomico ci sia, però, come dire, non è dirimente. Insomma, le pareti di casa mia sono bianche, se fossero azzurre poco cambierebbe, insomma. E invece questa vicenda costituisce, a mio modesto parere, quello che i filosofi della scienza chiamano cambio di paradigma. Se ho ancora un minuto, poi non voglio, poi mi fa piacere sentire Nicola. Okay. Adesso in Italia abbiamo 60 milioni di allenatori di calcio, adesso abbiamo in questo momento 60 milioni di virologi. Siamo tutti esperti in virus in questo momento storico. E proprio oggi leggevo qualcosa che attiene anche un po' la mia materia. Leggevo di un personaggio, un medico inglese, John Snow, che dimostrò nel 1854, se non vado errato, ci fu un'epidemia di colera terribile a Londra. Pensate che, stiamo parlando comunque di 170 anni fa, si pensava che le malattie si diffondessero coi miasmi, coi cattivi odori, ancora non si era diffusa la microbiologia, e scoprì che nel quartiere di Soho a Londra i liquami erano l'acqua inquinata, evidentemente dalle deiezioni umane, era la causa del colera, e fu preso per matto. Fu trattato da persona poco affidabile e scoprì che, pensate, che nel quartiere si diffondeva a tutti gli utilizzatori dell'acqua inquinata, salvo i frati che bevevano birra, e lo presero per matto, gli dissero ma tu sei matto. Un altro medico, poco anni prima, pensate, ogni volta che lo leggo mi resto stupito, questo Ignaz Semmelweis, un medico dell'impero austro-ungarico, pensate, introdusse il concetto di lavarsi le mani. Cioè scoprì che le febbri puerperali, che falcidiavano non ricordo, il 10, il 15% delle puerpere, erano dovute al fatto che i medici dissezionavano cadaveri la mattina e senza lavarsi le mani visitavano le signore al piano di sopra. Bastò adottare il lavaggio delle mani con l'ipoclorito per eliminare questa causa di morte, e fu cacciato dall'ospedale, credo addirittura impazzì, osò imporre ai colleghi medici il lavaggio delle mani e ipotizzò un nesso tra questa prassi errata, oggi ci fa inorridire. Ecco, questo fu trattato da matto, oggi ha dei riconoscimenti, ha una statua, il benefattore delle donne, un paladino dell'umanità. Allora, pensate, ruppe un paradigma, come lo ruppe John Snow. Adesso mi vengono in mente questi esempi, ma potrei farne tanti. Ecco, la vicenda dell'astronomia in Sardegna si pone come rottura di un paradigma, quello che Nicola conosce molto bene, che ha studiato all'università, dal quale poi ci dirà se ancora condivide tutto, ci sono dei passi avanti, che è il paradigma del nuraghe e fortezza, che è quello che io ritengo ormai costituisca il passato. Allora, questa domanda allora ce l'avevo già in mente, infatti era proprio per Nicola. Però prima di questa domanda, adesso ti faccio recuperare un po' di minuti, Nicola, che Paolo si è dilungato. Allora, prima cosa, non tutti sono degli esperti, no? Perché allora, molto spesso si pensa che chi ascolta, chi guarda o chi legge libri sia un esperto, invece non è così. Adesso magari in questo momento sono persone che non sanno neanche magari cosa sia un nuraghe. Quindi ti chiedo a te, partiamo un po' dalla base. Innanzitutto, di che epoca parliamo? Cioè, i nuraghi più antichi, su che periodo parliamo? Beh, diciamo che la civiltà nuragica nasce indubbiamente con delle costruzioni che noi oggi chiamiamo proto-nuraghi o nuraghi a corridoi, che vengono datate approssimativamente tra il 1800 e il 1600 a.C. I nuraghi dunque non nascono improvvisamente, sono il frutto di evoluzioni stilistiche, architettoniche, che probabilmente partono già, io credo,
un millennio prima con la cultura di Monte Caro. Pensiamo alla muraglia, alla struttura di Monte Maranta ad Olmedo, Monte Ossoni a Castiello, insomma gli esempi sono davvero tanti. E poi torneremo magari con Paolo per capire se quello che loro sostengono, ovvero che i nuraghi siano orientati in maniera astronomica, possa valere anche per queste strutture precedenti o sia una scoperta, come dire, un'applicazione solamente successiva. I nuraghi veri e propri nascono quindi approssimativamente attorno al 1600 a.C., ma anche lì vediamo comunque enormi cambiamenti, tantissime evoluzioni. Abbiamo i nuraghi arcaici che spesso hanno il vano scala non nel corridoio che noi percorriamo per entrare nel nuraghe, bensì nella camera, e spesso questa nicchia è sopraelevata. Sono i nuraghi a Tancato, come Sadele Storcu di Sarroc, come i nuraghi arresi di Sant'Anarresi, il nuraghe Santa Barbara di Villanova Fruschede. Quindi ci sono davvero tanti cambiamenti. Ecco, una cosa che io posso sicuramente a questo punto anche criticare il fatto che alcuni archeologi si siano dedicati solamente alla stratigrafia, quindi allo studio della Terra, meno allo studio delle un attimo, Nicola. Tante tipologie. Paolo, puoi abbassare un pochettino l'audio delle tue casse? Sì. Forse sono un po' troppo alte. Fatto. Ok. Va meglio? Perfetto. Sì, adesso sì, ok. Prego, Nicola. Dicevamo che oggi in Sardegna noi contiamo approssimativamente oltre 8.000 nuraghi. Certo, siamo tutti d'accordo, probabilmente alcune visioni, alcune teorie elaborate nei decenni scorsi, mi riferisco ai più grandi studiosi di nuraghi, il professor Antonio Taramelli, il professor Giovanni Lugliu, hanno spesso peccato nel dare delle interpretazioni esclusivamente militari a queste strutture. E su questo possiamo anche trovare un accordo. Certo, dobbiamo oggi rivedere quelle che potevano essere le funzioni, quindi parlo proprio al plurale perché non c'è una sola funzione nei nuraghi, che però vanno dettate fondamentalmente dalla geomorfologia del territorio, cioè il punto in cui stanno, e la loro grandezza, ma non solo. E qui vorrei che Paolo insomma mi delucidasse. Siamo ormai consapevoli del fatto che gran parte dei nuraghi, soprattutto quelli complessi, quelli polilobati, hanno il frutto di costruzioni che abbracciano un arco temporale spesso molto ampio, cioè sappiamo bene che non sono il frutto di un progetto unitario di base. Pensiamo, tu prima hai fatto vedere il nuraghe Sant'Antino di Torralba, hai mostrato un'immagine, ma il nuraghe Sant'Antine non nasce immediatamente così come il nuraghe polilobato, nasce come una torre a cui poi si affiancano in un primo momento altre 3 torri e poi un antemurale. Se le torri perimetrali siano successive e non erano previste nel progetto, diciamo, originario, è dato dal fatto che ci sono delle finestrelle che sono state occultate dall'attacco appunto di queste altre torri. Allora, quindi quello che io chiedo, voglio capire, è se gli architetti che hanno, come dire, via via messo mano al nuraghe, tutti questi presumibilmente, ecco, volevano dare un'impronta astronomica alla struttura. Io credo che ci stia sfuggendo un particolare importantissimo. Allora, premettiamo che io non sognerei mai di deridere le teorie astronomiche, so bene che l'astronomia è una scienza riconosciuta in tutto il mondo, viene insegnata in molte università del mondo, però attenzione, non corriamo. Nicola, scusa. Prego, Gianmario. Mi senti? Prova ad abbassare un pochettino il tuo audio, è troppo alto. Okay, abbassa un così pochettino. va meglio?
Devi abbassare ancora un pochettino, prova un po'. Perché quando parla Paolo va bene, però quando parli tu c'è un ritorno di volume. Così va meglio? Ok, proviamo. Perfetto. Quindi vi dicevo, quello che noi dobbiamo capire è se gli architetti che hanno appunto progettato i nuraghi li progettavano semplicemente per dare, come dire, un segnale quasi di connessione con gli astri e si stessero perdendo poi le cose più importanti, che sono il controllo di un territorio e lo sfruttamento delle sue risorse. Negli anni di studi e di ricerche, diciamo che le mie tesi di laurea sono state improntate soprattutto sul capire perché in alcune parti della Sardegna ci fosse una densità di nuraghi più ampia che in altri posti, ma soprattutto notare delle congruenze, vedere che c'era una grande densità di nuraghi laddove ci sono dei passaggi naturali, delle cole, degli spartiacque naturali tra i territori. Io credo che, benché possiamo, come dire, oggi rivedere un attimo la funzione militare e difensiva dei nuraghi, però non ci deve comunque sfuggire il fatto che la loro funzione è ancora, lo possiamo ben vedere, oggi quella proprio di controllo di emblema nel territorio, soprattutto a guardia di valli, di guadi e di territori che hanno comunque delle ricchezze. Pensiamo alle ricchezze minerarie del Sulcis o la piana del Campidano, la fertile piana del Campidano. Oggi lasciamo perdere il fatto che se ne vedono pochi di nuraghi nel Campidano, ma questo perché con l'editto delle chiudende e con la costruzione della Carlo Felice molti di questi sono stati appunto smantellati, ma in origine ce n'erano tantissimi. Ok, allora Nicola, per il prossimo giro prova a vedere di abbassare al minimo proprio il tuo audio, proprio al minimo giusto per sentire magari che quando parliamo noi, oppure di avere una di quegli auricolari col filo, perché c'è un ritorno di audio dal tuo microfono. Ok, provo con l'auricolare allora. Sì, perfetto. Così faccio parlare un attimo a Paolo, così magari tu metti l'auricolare. Sì. Allora, Nicola Okay. ha Paolo, posto... a te ti chiedo. Vado, Sì. cerchiamo di Sì, sovrapporci. io ti voglio chiedere una cosa, Sì. ti introduco su una cosa. Sì. Allora, Nicola ci ha parlato, anche tu prima hai introdotto la questione che il nuraghe potrebbe essere una fortezza. Sì. Sto ascoltando. Tu cosa pensi di questo? Tu non sei d'accordo? No, ecco, chiariamo un punto. Ormai non sono d'accordo neanche gli archeologi più. Questo è ufficiale e l'ho sentito con le mie orecchie. Nel corso di una visita l'estate scorsa, due autorevolissimi archeologi, al di sopra di ogni sospetto, in fatto di simpatie nei confronti dell'archeoastronomia, cioè il dottor Perra e la dottoressa Allo Schiavo, hanno affermato che nessun nuraghe, ho sentito io, quindi ero testimone oculare, nessun nuraghe è mai stato una fortezza. Questo rientra nella fisiologia della scienza e non è un'offesa, non è lesa maestà a nessuno. La scienza va avanti, quindi avere il coraggio di dirlo è secondo me un gran merito. Il problema è che nei momenti, in questi passaggi di paradigma scientifico, questa visione della fortezza esce un po' dalla porta e rientra dalla finestra. Tento di raccontare questo nel libro, come anche coloro che si sono affrancati da questa visione del nuraghe fortezza, sono numerosi gli archeologi, ormai si contano sulle dita di una mano quelli che ancora affermano la destinazione d'uso militare dei nuraghi. Ecco, ma anche gli altri marcano, come ha fatto Nicola poco fa, ecco, questa funzione di controllo del territorio, che anche qui nelle dispute retoriche un tempo si faceva l'explicatio terminorum, bisogna capire
cosa vuol dire controllo del territorio? Perché se un controllo, ecco, se il nuraghe è visto come una caserma della forestale che controlla il territorio, io così non credo, in questo senso non credo controllasse il territorio. Se invece Paolo, ti faccio una domanda, sì. Paolo, ti faccio una domanda per ti accendo la miccia. Allora, ma che necessità c'era di allineare un nuraghe? Cioè, per quale motivo c'era la necessità di sapere un determinato momento e punto in cui si alzava la luna o il sole? Questa richiede una trasmissione ad hoc. Cioè, ti rispondo, dicevo qua, una biblioteca alle spalle, un piano dei quali è dedicata a trattati di archeastronomia. Allora, oggi noi non lo capiamo, no? Siamo a casa, poi soprattutto in questo periodo in cui siamo in quarantena, non guardiamo il cielo. Nessuno di noi o pochissimi sanno dove sorge e tramonta il sole ai solstizi. La luna credo si contino sulle dita di una mano quelli che oggi lo sanno. L'uomo antico invece viveva in simbiosi col cielo. Tutti i popoli, dalla credo Groenlandia alla Papua Nuova Guinea all'Australia, hanno contemplato il cielo. È stata la prima scienza, qualcuno dice l'astronomo è il secondo mestiere più antico del mondo, e non c'era una necessità pratica come la intendiamo oggi. Cioè, amo citare questo esempio, i menhir di Karnak sono enormi, hanno richiesto sforzi mastodontici per venire messi in fila, allineati, qui è accettato universalmente, per essere disposti secondo punti d'arresto della Luna, ma non ha nessuna utilità pratica, nessuna utilità concreta. Quindi, tra l'altro, giustamente dice Nicola, nuraghi sono l'esito di un processo, non sono caduti dal cielo come un meteorite, no? Ecco, poi se capitasse, dedichiamo un incontro a questo, la osservazione del cielo da parte degli antichi sardi viene ben prima dei nuraghi. Numerose pubblicazioni ormai indicano la ricerca di target astronomico anche già dalle Domus Deianas, meno preciso, questo è meno immediato. Posso dire che l'orientamento dei nuraghi e anche delle tombe di giganti caverebbe gli occhi a un cieco. Speriamo a giugno di poter uscire, di poter finalmente riandare in giro, e Nicola, Gianmario, tutti i vostri amici o coloro che ci seguono sono invitati a vedere questi spettacolo stupendo. Quindi la necessità non era sicuramente pratica, anche se orientare il territorio per orientare la propria vita risponde anche a un'esigenza calendariale sicuramente, perché ci dà la possibilità di sapere la stagione e tanti altri aspetti della vita pratica, ma probabilmente risponde più ancora che a un'esigenza pratica, a un'esigenza spirituale. Non so se ho ancora... Dacci tu i tempi, se no parlo troppo, non voglio... Voglio sentire Nicola. Nicola, allora, questi nostri antenati, cioè più di 2000 anni fa, costruivano queste costruzioni che richiedevano degli sforzi immani, esagerati. Cioè oggi io penso che facciamo fatica anche oggi a costruirlo. Ti voglio chiedere, la questione che il nuraghe fosse una casa fortezza, questa già la mettiamo da parte o la prendiamo ancora in considerazione? E quindi se non è fortezza è casa, anch'io propendo, diciamo, per questa opinione qua, che non sia questa la reale verità. Secondo te il nuraghe che funzione aveva realmente? Cioè quale poteva essere il motivo di così tanto sforzo? Beh, anzitutto dobbiamo premettere che, sì, come diceva giustamente Paolo, quando parliamo di funzione militare non intendiamo una fortezza, ma intendiamo qualcosa che fa parte di un complesso. In questo caso noi dobbiamo analizzare i territori. Io non posso studiare singolarmente il nuraghe senza
puoi tenere conto di tutti gli altri, devo studiare il sistema, che continua a dire è un sistema di controllo. Il nuraghe è un emblema nel territorio, ma è anche un luogo sicuro dove poter proteggere e custodire le derrate alimentari. Ragazzi, guardate bene che immaginare una società pacifica dove tutti vanno d'amore e d'accordo significa immaginare qualcosa di irreale. La società nuragica, come tutte le altre civiltà del mondo, ha fatto la guerra. Era una civiltà che aveva i guerrieri, e i guerrieri servono per combattere, per difendere in primis la propria popolazione e le derrate alimentari. Immaginiamo appunto un territorio che ha avuto delle grandi perdite di natura appunto economica. In questo caso pensiamo a una annata agraria andata male. Questo popolo non si lascerà morire di fame, ma andrà a conquistare il territorio più vicino per rubare, per appropriarsi delle sue risorse. E l'altro territorio non si lascerà invadere facilmente, avrà bisogno di difendere le sue risorse. Tutte le risorse alimentari che venivano raccolte durante l'anno non venivano messe all'interno delle capanne, occorreva una struttura che fosse capiente e che fosse difesa, ma che fosse anche, continuo a dirlo, un emblema. Guardate, qua ci siamo noi e questo territorio lo difendiamo noi, lo controlliamo noi, quindi state ben attenti. Immaginare un nuraghe come una struttura esclusivamente sacra è un errore per due motivi. Prima di tutto perché gli antichi non avevano una distinzione della società come ce l'abbiamo oggi, dove separiamo bene l'ambito civile da quello sacro da quello militare. Il sacro permeava tutto e questo è abbastanza chiaro. Ma vi posso dire anche che comunque i luoghi realmente di culto dei nuragici erano altri. Erano le tombe dei giganti per il culto dei morti, erano i pozzi sacri per il culto delle acque, i templi a Megaron per il culto del fuoco, ma non riguardano solamente la spiritualità, sono anche luoghi di incontro, dei luoghi franchi dove appunto le persone, i gruppi si possono incontrare e scambiare le proprie merci. Immaginare che siano stati fatti degli sforzi immani, no? Parliamo di oltre 8.000 nuraghi, in luoghi anche difficili dove costruire, pensiamo alle sommità di alcuni monti dove poi la pietra non è neanche facile da portare a volte. Mi sembra illogico, sarebbe stato molto più semplice mettere una pietra, un menhir o una struttura più piccola. Il nuraghe è molto complesso, il nuraghe non è solo una torre con delle camere sovrapposte, ma ci sono dei nuraghi che hanno delle peculiarità che secondo me poco hanno a che vedere con la spiritualità e con l'allineamento con gli astri. Ci sono diverse camere nascoste che servivano probabilmente per difendere ancora meglio le derrate alimentari. Ci sono appunto sistemi di scale e controscale. Ecco perché tutta questa fatica, no? Lavori che duravano probabilmente anni, se non decenni, semplicemente per una questione astronomica. Cioè, lo trovo veramente illogico. Con questo poi non voglio escludere che gli architetti non conoscessero l'astronomia e non volessero talvolta proprio applicarla, magari con l'orientamento di una finestra, con alcune peculiarità che però esulano poi dalla funzione vera e propria del nuraghe. Quindi, chiarissimo. tornando... Scusa, non volevo. E concludo. Attenzione sulla sacralità, la sacralità dei nuraghi c'è stata, ma in un periodo più tardo, quando i nuraghi ormai non hanno più ragione di esistere, perché ci sono state delle rivoluzioni interne, c'è stato un cambiamento enorme dal 1200 a.C., e allora moltissimi nuraghi vengono abbandonati, alcuni distrutti volontariamente, altri si trasformano in templi, ma prima di quel momento la loro funzione principale non era quella di tempio. Immaginiamo strutture come gli anfiteatri romani, sappiamo bene a cosa servivano. Servivano appunto per far combattere i gladiatori, però sappiamo bene anche che all'interno degli anfiteatri c'erano dei sacelli sacri, dove i gladiatori prima di andare a combattere si rivolgevano a divinità come Diana, come Nemesi, come Eracles,
ma l'anfiteatro non è una struttura sacra, non è una struttura nata per portare la gente a pregare. Certo. Paolo, Posso? allora Nicola è parto... stato Chiarissimo, parto dalla seconda osservazione che ha fatto e poi invece torno un pochino a ciò che ha detto prima. La seconda osservazione dice che la posizione di Nicola è quella ormai condivisa dalla quasi totalità degli archeologi. Il nuraghe nasce con una funzione di controllo e poi nell'età del ferro assume una funzione sacra quando ormai non li si costruiva più. Ecco, questo io e altri ritengo cozzi con la logica. Cioè questo cambio di destinazione in corso d'opera, non in corso d'opera, nel periodo di massimo sconvolgimento. L'età del ferro, Nicola ci insegna che è un'età di sconvolgimenti epocali, di apporti dall'esterno, arrivano i popoli del mare, poi anche su questo potremmo un giorno parlarne. Ecco, in questo momento di sconvolgimenti epocali, ecco, il nuraghe esaurisce la sua funzione di controllo e diventa luogo sacro. No, io su questo la logica, penso così, la logica e i fatti, perché un archeologo di grande valore, Augusto Mulas, in un suo bellissimo libro, L'isola sacra, ci spiega con dovizia di dettagli che i nuraghi hanno una funzione afferente, non sacra, afferente alla sfera del sacro, che vuol dire qualcosa di diverso, di più ampio, dall'origine, dal periodo in cui sono stati concepiti. Sulla funzione di conservazione di derrate alimentari, dice veramente la complessità di un nuraghe è straordinaria e a me piace farvi vedere quello che io ritengo, non so cosa ne pensi Nicola, ma per me il più bello, il più complesso è l'icona. Secondo me il più bello non è anche Barumini, anche su nuraghi di Barumini, ma il Santo Antine, che in un vecchio libro ho definito icona del cosmo. Ecco, qui vedete, Nicola, io mi sono sempre chiesto, il progetto è unitario o non è unitario? Io non lo so. Allora, vi faccio osservare, questa è una rappresentazione in pianta, poi era un nuraghe alto 25 metri in origine, con 3 tolos sovrapposte. Ecco, questo monumento, al quale veramente io dedicherei un incontro, anche una visita assieme, perché è un monumento straordinario. Il più grande storico delle religioni, il professor Michael Hosking, a cui ho dedicato il libro, lo ha definito in un trattato del 2001, pensate, la costruzione in pietra a secco più sofisticata, usa questo aggettivo in spagnolo, il libro in spagnolo, più sofisticata della superficie della Terra. Qualcuno dice, beh, ma insomma è un po' esagerata. No, più sofisticata perché la planimetria, la disposizione, la struttura del nuraghe è sofisticata, cioè nessuna archipietra a secco vuol dire quindi senza l'uso di leganti e con conci grezzi, non isodomi, ecco, una complessità estrema. Ecco, questo monumento appartiene al ristretto novero di costruzioni non solo astronomicamente orientate, ma addirittura astronomicamente concepite, cioè la forma triangolare del nuraghe, si vede, riesco a farla vedere, quindi questo trilobo, sì. che ha qui una gobba, poi vedremo a cosa serve. Ecco, il trilobo è incardinato, piegato sul punti d'arresto del Sole. Cosa vuol dire? Che questa linea, questa retta e questa retta sono detti assi solstiziali. Per farla spiegare, proprio una cosa bellissima da vedere, al solstizio d'inverno il Sole sorge sull'orizzonte in questo punto, descrive l'arco più basso nel corso dell'anno e tramonta in questo punto. Poi alla latitudine di Torralba il punto d'arresto si sposta via via a nord e al solstizio d'estate avviene in modo del tutto quasi simile o sovrapponibile al nuraghe Losa e ad altri trilobi, tramonta in questo punto. Poi l'alba del solstizio d'inverno è opposta al tramonto del solstizio estivo.
Quindi questa forma triangolare è prettamente, inequivocabilmente, ma non so che altro avverbi usare, figlia di un pensiero astronomico. Qui, in questo capolavoro di architettura, l'architetto, di cui non sapremo mai il nome, fa un'altra cosa bellissima. Ha disposto qui questa gobba, che ha richiesto uno sforzo costruttivo enorme, con un ingresso obliquo alla gobba stessa. Allora, la gobba, come ci spiega l'amico architetto Franco Lahner ogni volta, non può avere nessuna altra funzione che non quella nuragica, cioè costruire una gobba non può, certamente non ha una gobba che, dimenticavo di dire, rende, mi si passi il termine, quadrilobato il nuraghe trilobato, cioè questa gobba, la tangente ai vertici a questa gobba, marca i punti d'arresto lunari, quindi volevano, mi si passi la semplificazione, associare i punti d'arresto del Sole a quelli della Luna, e questo ha richiesto un magistero costruttivo enorme. Questo certamente non ha uno scopo pratico, non serve, non ha motivi militari, di controllo, di conservazione delle derrate. Quello che dobbiamo chiederci non è la funzione, questo certo, il palazzo, torno su di me, il palazzo in cui abito aveva una funzione diversa da quella di abitazione. Dobbiamo chiederci cosa aveva in mente chi lo ha fatto, poi che abbia avuto altri usi, come diceva Nicola, il Colosseo, gli anfiteatri hanno avuto certamente altri usi, degli usi secondari, ma che cosa aveva in mente l'architetto che lo ha fatto, che lo ha realizzato in quel modo? La risposta, ecco, una delle poche certezze che ho, aveva in mente il cielo. Su questo non c'è ombra di dubbio. Nicola, sì. Nicola, allora, veniamo a te. Io ti voglio... Allora, quello che ha detto Paolo, sicuramente non possiamo ignorarlo, cioè c'è un certo allineamento, soprattutto lì su Santo Antine, c'è veramente un allineamento. Quindi, secondo te, l'architetto, come suggeriva anche lui, ha preso in considerazione durante la costruzione anche gli allineamenti, poi magari l'utilità d'uso ancora non sappiamo bene, come hai detto tu, prima l'hai spiegato, potrebbe essere quello, però durante la costruzione l'architetto ha preso in considerazione, secondo te, gli allineamenti? Ma io non escludo che l'architetto, gli architetti avessero cognizione degli astri, dei movimenti, per scopi pratici. Tutte le civiltà che hanno raggiunto la rivoluzione neolitica e che quindi diventano contadini hanno bisogno di calendarizzare il tempo. Ma ammesso non concesso che ci sia un orientamento astronomico, dobbiamo capire anzitutto se questo è presente in tutti e gli oltre 8.000 nuraghi della Sardegna, ma soprattutto questo fa dell'Uraghe una struttura sacra? Ne fa solamente un calendario astronomico? Cioè ci sta sfuggendo, secondo me, la cosa principale, la praticità dell'uomo. L'uomo ha bisogno fondamentalmente di cose pratiche. Certo, poi esistono i filosofi, esistono gli intellettuali che molto spesso, insomma, sembra che vivano in un altro pianeta, però poi ci sono delle esigenze che sono quelle appunto di mangiare, di bere, di vivere. Quindi bisogna capire se effettivamente poi il resto del popolo era consapevole di questo ed era consapevole che stavano andando a costruire una struttura che doveva allinearsi con gli astri, con il Sole, la Luna, le stelle e così via. Io credo che ci sta sfuggendo, ripeto, la praticità e le esigenze primarie di un popolo. Ok. Io penso che sia una questione che per il momento ci sarà ancora molto da studiare. A me mi viene in mente, per esempio, adesso usciamo un attimo dai nuraghi, ma per esempio prendendo il Santa Cristina, Stavo per proporlo. è evidente che per esempio, c'è un allineamento con il Sole in una certa data, no? Quindi quello che mi viene per esempio in mente a me potrebbe essere questo, che
veniva costruito magari pensando anche all'allineamento per tenere conto del tempo, e poi la costruzione aveva poi anche una finalità più pratica. Può essere così, Nicola? Allora, anzitutto, tornando appunto alla praticità dei luoghi, anche i santuari, perché il pozzo sacro poi fondamentalmente è il sancta sanctorum, di un santuario, di un luogo dove la gente, una o più volte l'anno, si riuniva per scambiare le proprie merci. Quindi alla base c'è la volontà di incontrarsi in luoghi strategici. Non a caso ancora oggi a Santa Cristina i sardi del nord si incontrano con quelli del sud, magari per delle conferenze, degli incontri, proprio perché è una zona centrale che va bene, insomma, sia per i sardi del settentrione che per quelli del meridione. Sono luoghi dove è necessario anche a volte sancire delle paci, delle alleanze, dei matrimoni, quindi anche l'aspetto taumaturgico e spirituale dell'acqua va un attimo ridimensionato in favore poi di qualcosa che è più pratico, quindi dei luoghi franchi dove incontrarsi e scambiare le proprie merci. Per quanto concerne invece la struttura vera e propria, il pozzo sacro, come anche nel caso dei nuraghi, dobbiamo tenere conto del fatto che sono passati oltre 3.000 anni dalla loro costruzione e che non arrivano a noi intatti, ma arrivano con i segni del tempo, non solo del tempo, ma anche dell'azione umana. Spesso quando l'uomo ha avuto bisogno di materia prima per la costruzione di altri monumenti, non si è fatto molti scrupoli nel distruggere quelli precedenti. A Cagliari abbiamo l'esempio dell'anfiteatro. L'anfiteatro è stato smantellato nel corso dei secoli perché dovevano costruire altri monumenti. Ecco, la stessa cosa è venuta per i nuraghi, ma anche per i pozzi sacri. In molti pozzi sacri è stata smantellata, ad esempio, la cupola che andava a coprire la bocca del pozzo, quindi la ghiera del pozzo. Santa Cristina oggi si presenta solamente come una parte di ciò che era in origine. In origine io ne sono quasi certo, guardando appunto altri esempi di pozzi che si sono conservati meglio, come quello di Spirois a Villa Puzzu o Sabrecca a Tertenia, la luce della luna, in questo caso perché si parla, se non sbaglio, di equinozi, difficilmente sarebbe potuta entrare dalla ghiera che all'epoca invece era chiusa. A quel punto io credo che la funzione dei pozzi sacri fosse quella più di guardare sottoterra che in alto, in cielo, benché poi la luna sia un elemento importantissimo, luna che viene spesso associato ai culti femminili, alla fertilità, su questo non ci piove. Però, ripeto, cerchiamo di proporre un metodo che sia dal punto di vista scientifico impeccabile, cioè chiediamoci se quelle strutture che noi andiamo ad analizzare dal punto di vista astronomico fossero così anche quando le hanno costruite. Questo discorso vale anche per le Domus de Janas, che hanno avuto molte modifiche. A volte sono state fatte delle finestre successivamente perché le Domus de Janas da tombe sono diventate delle strutture abitative, quindi c'era bisogno di far entrare luce, quindi non necessariamente poi questa luce aveva fini calendariali o astronomici. Ripeto, non perdiamo mai di vista la praticità, ma soprattutto per fare un lavoro serio, e su questo Paolo è impeccabile perché abbiamo già avuto modo di parlarne e mi ha dato ovviamente ragione. L'archiastronomo serio è quello che si chiede anzitutto come fosse la struttura quando è stata costruita. Allora, grazie. Posso su questo punto, perché è decisivo questo. Sì, scusami un attimo, Paolo. Chiedo a tutti quanti, quelli che sono qua davanti allo schermo, di condividere la diretta. Vi chiedo cortesemente di condividere con i vostri fan delle vostre pagine, i vostri profili, la diretta. Condividete la diretta. Ok. Prego Paolo, abbiamo visto che Nicola ha un punto decisivo, insomma dice questi studi, esatto, dice Nicola giustamente, ma si fanno su strutture ricostruite, su strutture che in origine erano così o no? E il pozzo di Santa Cristina è l'altro capolavoro, ecco, anche su questo penso sarà d'accordo con me anche Nicola, è un monumento straordinario di cui qua riporto una sezione verticale. Un amico architetto dice ha un'importanza
nella storia dell'architettura forse pari a quella del Partenone. Quindi parliamo, è un monumento che appartiene non solo all'archeologia, giustamente, ma addirittura alla grande architettura. Ecco, questo lo dico essendo ingegnere anche con un certo imbarazzo, noi quando studiavamo venivamo mandati a fare i rilievi magari di costruzioni del tutto insignificanti. Io feci l'esame di disegno su una falegnameria di inizi Novecento a Cagliari. Nessuno aveva mai fatto un rilievo corretto del pozzo di Santa Cristina, fino a questo che vedete qui, realizzato, è durato anni il rilievo del professor Arnold Leboeuf, ha impiegato degli anni. E per capire anche su questo, davvero, se ci sarà la possibilità, se ci fosse in futuro, sarebbe bello parlarne, dedicare proprio un incontro. Paolo, ti blocco qua un attimo. Allora, sul pozzo di Santa Cristina e su questo vicenda dell'allineamento faremo un'altra puntata dove ci concentreremo su questo. Basta. Però Nicola ha detto una cosa sacrosanta, dice: ma siamo sicuri che i rilievi del professor Leboeuf di chi li ha fatti con lui o dopo di lui siano fatti su un monumento originale o era chiuso? Allora, io su questo sono due aspetti che ho tentato di esaminare entrambi. Abbiamo intervistato il professor Azzeni, Enrico Azzeni, che con l'ingegnere Ambrogio Azzeni ha scavato il pozzo. Proprio recentemente ho pubblicato su Sardinia Post una bella intervista a questo ancora brillantissimo ingegnere che va quasi per i 90, in cui proprio ci ha mostrato per tabulas, quindi con le foto originali dell'epoca, una cosa interessantissima, quali siano i conci rimessi in posizione e quali invece siano originali. E sono distinguibili, cioè quando andassimo in gita a vedere potremmo proprio chiaramente distinguere quelli originali da quelli invece fatti rifare in modo peraltro egregio, perché sono disposti secondo quella che era veramente la disposizione del pozzo. Dicevo, ecco, si parla della struttura sopraelevata. Il professor Azzeni e l'ingegner Ambrogio Azzeni non hanno trovato tracce di fondazioni o di strutture sopraelevate. Però in altri pozzi, giustamente richiamava Spirois Nicola, c'è una evidenza, c'è ancora tutt'oggi una struttura sopraelevata, ma che non è minimamente, è apodittica questa affermazione. Io ho chiamato un capitolo del libro il tappo sull'osservatorio, che esistesse un tappo, cioè che i costruttori o il grandissimo architetto che ha fatto sto pozzo abbia realizzato una struttura di questa raffinatezza, no? Con una chiarissima geometria lunare, inequivocabile. Mi è stato rimproverato, dici, ma sei un po' troppo forte. È inequivocabile. Quando dedicheremo una puntata, un incontro a questo, chi avesse voglia di seguire capirà che è come il teorema di Pitagora, cioè non è una opinione, una ipotesi, è che questa geometria sia lunare. Affermare questo è come affermare il teorema di Pitagora. Ecco, allora, che abbiano realizzato, questa è una sezione verticale, non è una orizzontale, scusate, ho sbagliato. Ecco, ma che abbiano realizzato una struttura di questa raffinatezza, l'abbiano disposta con precisione del primo di grado, l'abbiano costruita secondo il ciclo della Luna e poi l'abbiano coperta, cozza col buon senso, oltre a non esserci traccia, oltre a non esserci evidenza di questo. Quindi, voglio dire, un altro punto del libro in cui cito un tappo, questo è un tappo immaginario, perché non c'è nessuna evidenza che fosse chiusa completamente la struttura epigeica. Ma un altro tappo, che se riesco faccio vedere, è stato posto su questa cupola stupenda, il nuraghe Isparas di Isili. Anche su questo ci sarebbe tanto da dire, ma il rapporto base-altezza di questa cupola è funzionale all'ingresso del Sole in meridiano al solstizio estivo dal foro apicale.
Quindi, quando ancora non era chiusa, qui entrava il sole e andava a infrangersi proprio alla base della cupola. È l'unica oggetto di pubblicazione internazionale. Poi in tanti ipotizzano che questo effetto ci sia altrove, ma io cito solo casi attestati su pubblicazioni scientifiche. Il resto sono ipotesi, illazioni più o meno legittime. Ecco, su questo cupola è stato messo un foro, scusate, è stato messo un tappo cementato per fugare nei visitatori, ecco, questa tesi della geometria solare. Questo è un tappo che in ogni sede che deve essere rimosso, che non ha senso, non nasce chiusa. Qualcuno dice sì, ma c'era un Tolos sopra, non c'è traccia. Ossia, si gioca di immaginazione per non entrare nel merito, e qua lo dico con una certa forza, di queste geometrie astronomiche inequivocabili, per non affrontarle, non studiarle, non indagarle come meriterebbero. E questa cupola nel Handbook of Arcastronomy and Ethno Astronomy si dice una delle più belle dell'antichità, della preistoria, merita di essere approfondita e indagata. Ecco, invece ci si mette un tappo, oppure si immagina ci sia un tappo per non entrare nel merito, e questo è una, lo dico all'amico Nicola, ma insomma anche se c'è qualche archeologo che ci segue, è un approccio secondo me non corretto. Allora, sì. No, Allora Paolo, sì, Nicola, allora fare qualche appunto. Ho visto che tu non sei d'accordo. Ho visto che scuotevi la testa, non sei d'accordo. Infatti, allora, replica a questo, però teniamo in sospeso la questione Pozzi, perché magari la riprendiamo. In modo da ritornare ai nuraghi, facciamo gli ultimi minutini sui nuraghi e poi diamo la possibilità alle persone di farvi proprio le domande a voi direttamente. Sì, sarò conciso, anche perché è un argomento sul quale vorrei tornare. Però non è vero che non ci sono le basi di strutture epigeiche a Santa Cristina, perché il vestibolo, cioè quei due bracci murari rettilinei che abbiamo, non sono altro che la base di un tetto a doppio spiovente, e il tamburo, quella forma semicircolare che c'è nella parte posteriore, la base della cupola. Le pietre che mancano le troviamo nelle cumbessias, no? Del novenario vicino e della chiesa medievale. Sono state smantellate per costruire quelle strutture. Non a caso le pietre di quelle case e della chiesa sono perfettamente squadrate, perfettamente lavorate con la tecnica nuragica. Sono state prese appunto dal Pozzo Sacro. Comunque, io direi che forse su questo argomento sarebbe meglio tornare e approfondire con Paolo magari un confronto che potrà portare, perché no, a magari qualche punto di incontro. Certo, se non ci si confronta non si va avanti. Ecco, io posso accettare il contraddittorio. Ciò che non apprezzo da parte di alcuni colleghi è il diniego, cioè lui non è un archeologo, non ci parlo. Per me questo discorso assolutamente non esiste, non deve esistere. La scienza deve essere popolare, democratica e alla portata di tutti, ma soprattutto non abbiamo la verità in tasca, non ce l'ha nessuno, questo è chiaro. Sicuramente confrontarsi anche con chi non è un archeologo è la cosa migliore che si possa fare. No, ti ringrazio, ma vale anche il reciproco, cioè ovviamente sono io che invado il campo altrui, quindi disse, come dire, tutto è contro di me tranne la vostra gentilezza, disse qualcuno, ma è anche vero che abbiamo una certa difficoltà a discutere magari con chi è del tutto, come dire, estraneo a questi concetti, c'è una... come dire, in tanti, per loro ammissione, non hanno idea di che cosa voglia dire solstizio, di come
gli antichi popoli di tutto il mondo si rapportassero al cielo, quindi c'è una certa... la difficoltà è reciproca. Paolo, Quindi non so se voglia Paolo, dare io spazio a penso delle che... domande. Sì, allora, prima di iniziare con le domande, così diamo l'opportunità, perché mentre voi parlavate, qua noi eravamo bombardati di domande, di commenti. Fai Logicamente ti ho tutta lasciato porta parlare. voce, mi fa piacere Sì, che abbia allora, suscitato commenti e domande. sì, io voglio concludere questa parte qua. Allora, sicuramente ritorneremo su questo argomento, però diciamo che io mi vorrei focalizzare un po' sui pozzi sacri, quindi vorrei parlare un po' dei pozzi sacri perché sono qualcosa di incredibile, una delle costruzioni incredibili, e quindi ci ritorneremo. Voglio concludere invece, chiudere la questione di quello che stavate dicendo in ultimo, e cioè che effettivamente ci sono ancora una parte di archeologi che sono, diciamo, ancora chiusi a riccio, e io do questo consiglio come esperto di comunicazione, di marketing, di collaborare un po' di più, di aprirsi e cercare di attingere uno dall'altro per progredire e portare la Sardegna a un altro livello, cioè a un livello di conoscenze comuni, in modo da presentarsi all'esterno a livello turistico con un'idea unita, possibilmente presentarci all'esterno con dei concetti un po' più vicini, perché quando dall'esterno ci vedono che tra noi stessi non siamo d'accordo, questo non è un bene. Quindi io mi auguro che da una certa parte di archeologi, di persone che non lo fanno per L'importante è essere mestiere. rispettosi, poi il disaccordo è il sale della scienza, l'importante è Esatto. rispettarsi, poi si può essere in Sì. amichevole disaccordo e le persone poi valutano. Mi permetti Sì, anche... un'ultima osservazione, poi non so se voglia dar spazio alle domande, se andiamo avanti fino a domani, ma per me è un piacere. Ecco, secondo me in tutti i campi della scienza si ha il dovere di confutare le fake news. Quindi ammetto che quelle sui nuraghi non fanno male a nessuno, non è mai morto nessuno per aver sostenuto tesi inverosimili, però è giusto e corretto che quando ci sono posizioni indifendibili la comunità scientifica spieghi quello che avviene. Io non sono un esperto di medicina, ovviamente, ma se leggo un articolo su Nature che mi dice che il coronavirus non è nato in laboratorio, io sono propenso a crederci fino a che Nature non scrive che non è così. Ecco, quello che così veramente sottolineo con una certa enfasi è che giustamente gli archeologi fanno il loro mestiere molto bene nel confutare tesi indifendibili, Atlantidee, la scrittura, con rispetto verso le persone, non c'è nessun attacco personale a chi che sia, ognuno c'è la libertà costituzionale di dire sciocchezze, nessuno lo può vietare, no? Ma quando uno afferma l'esistenza di una scrittura nuragica, afferma che la Sardegna è Atlantide, che ci sono stati dei terremoti, poi adesso non mi viene in mente scritture misteriose, giustamente la comunità degli archeologi prende la parola e afferma che queste tesi sono fuori dalla scienza, da quella che è la scienza, il momento che è fuori dal paradigma, dalla ciò che in questo momento è accettato. Ecco, su questo, sull'archeastronomia invece c'è un impasse. Cioè, quando si chiede agli archeologi, dice, ma certo, no, ma sicuramente dobbiamo ancora affrontarla, dobbiamo ancora approfondirla. Un archeologo stimato, per carità, Rubens Doriano, dice, sì, intervistato da un giornale una decina d'anni fa, scrive, sì, ma sicuramente c'è qualcosa di serio, va approfondito. Allora, questi studi, non mi stancherò mai di ripetere, fanno il giro di riviste scientifiche qualificatissime, cioè i più grandi storici della scienza, archeastronomi viventi, sostengono
sono assolutamente d'accordo nel ritenere accettata la astronomia dei nuraghi. Quindi delle due l'una, o hanno preso un abbaglio, nel qual caso la comunità degli archeologi sardi deve riscontrare questi studi, che sono citati, gli studi di Mauro Zedda, di Clive Ruggles, di Arnold Leboeuf e di Juan Antonio Belmonte, sono citati, hanno centinaia di pubblicazioni nelle riviste scientifiche. Quindi hanno preso un abbaglio tutti assieme questi studiosi, oppure questo corpus di studi impone una riflessione agli archeologi locali, impone un'analisi che non capisco cosa si aspetti a fare. Adesso tra poco usciranno gli atti del convegno di Serri di qualche anno fa, al quale credo anche Nicola abbia dato un contributo, se non ricordo, e ha diviso gli studi di Mauro Zedda hanno diviso la comunità degli archeologi sardi. Ecco, insomma, se sono sciocchezze vanno confutate, se non lo sono occorre prenderne atto, e abbiamo perso in questo 25 anni. Il professor Lillio ha un grande merito, ha tutta la mia ammirazione, nonostante non condivida la funzione militare. Cioè nel lontano 1996 all'Accademia dei Lincei, io racconto questa vicenda nel libro, nel contadino che indicava la luna, questo qui, un intero capitolo è dedicato alla grande figura del professor Liliu, il quale non liquidò, cioè liquidò come sciocchezze, forse un po' improvvidamente, gli studi di archeastronomia, ma chiese, in un appello all'Accademia dei Lincei nel 97, agli studiosi di confutarli. Attenzione, badate bene, non disse approfondiamoli e vediamo se c'è qualcosa di vero, disse confutateli, perché da uomo di scienza quale era, pur, ripeto, con qualche aspetto che la sua tesi era già stata confutata dal professor Pitau, ma qui ugualmente questo discorso ci porterebbe lontano, ma lui chiese alla comunità scientifica: confutate gli studi di questi archeoastronomi. Mai avrebbe immaginato che nei 10 anni successivi gli studiosi di tutto il mondo avrebbero confermato in toto questi studi. E io ebbi l'onore, il piacere, gli regalai il libro Archeologia del paesaggio nuragico, gliene feci dono, lui era ormai molto anziano, di lì a pochi anni sarebbe mancato. Ai convegni di archeastronomia, non sbeffeggiò la materia, ma se avesse avuto ancora energie, io sono convinto che avrebbe accettato, avrebbe rivisto le sue tesi. Lui demandò idealmente ai suoi allievi questa vicenda, ma secondo me anche un tributo che si deve a maestri di scienza come il professor Lillio e come il professor Taramelli è andare oltre i loro studi e vedere o confutare, ecco, perché non pretendo di avere la verità in tasca, se gli studiosi di tutto il mondo che hanno studiato i nuraghi, il pozzo di Santa Cristina, hanno preso abbagli. Di certo, ecco, su un punto credo anche Nicola sia d'accordo, cioè è dirimente. Quando non c'è una via di mezzo, o sono sciocchezze o, se c'è qualcosa di vero, ha delle implicazioni enormi, ci costringe a rivedere questa civiltà. Se la disposizione dei nuraghi nel territorio, a Isili, a Barumini, a Mogoro e in tante altre zone, perché poi il discorso è lungo e ampio, erano tutti orientati, statisticamente direi di sì. Poi avremo modo, se l'argomento interessa, facciamo un altro incontro e vediamo anche in che senso erano orientati o disposti. Ma se lo erano, questo ha delle inferenze enormi nella civiltà. Non è un appendice, un corollario insignificante, questo è decisivo nella comprensione della civiltà nuragica e della società nuragica.
Se mi permette, Nicola. un'ultima, mi piace concludere, è un tributo a Alessandro Mannoni, amico e studioso professore di filosofia, che chiude il suo bel libro con questa frase che io trovo la più bella definizione della Sardegna antica. Scrive Mannoni, concludendo il libro: un mondo spirituale, sentite che bello, di suggestiva complessità e bellezza, caratterizzato nella prima fase da migliaia di torri simboliche collegate secondo lineamenti astrali finalizzati a trasformare l'isola in un'immagine vivente dell'universo. Qua ovviamente è scappata un po' la mano, è poetica questa definizione, però se è vera impone un ripensamento. È un giacimento di tesori da scoprire, da valorizzare e da far conoscere al mondo. Quindi io ringrazio te che ci hai invitato, Nicola, della sempre piacevole chiacchierata. Poi se ci sono delle domande. Allora, adesso passo la palla a Nicola, perché tu hai fatto due nomi molto importanti, hai fatto il nome del professor Lillio e di Taramelli. Quindi voglio far concludere la questione a Nicola, un pensiero su questi due studiosi, grandissimi studiosi, e poi ti faccio concludere in base a quello che ha detto Paolo, così poi diamo il via a qualche domanda. Beh, indubbiamente la moderna archeologia in Sardegna nasce con Antonio Taramelli. Antonio Taramelli ha dedicato più di un trentennio della sua vita agli studi, alle ricerche fatte sempre con grandissima passione e amore nei confronti non solo della civiltà nuragica, ma in generale delle antichità della Sardegna. Il professor Lilliu, certo, non può essere definito, come dire, un suo erede, non fece parte della sua scuola, ma diede comunque un grande contributo. Per quanto concerne invece le parole di Paolo, parliamo di studiosi che comunque non hanno mai messo le mani nella terra, nella stratigrafia dei nuraghi. Dalle loro parole emerge un popolo che sembra non faccia altro dalla mattina alla sera che guardare il cielo, no? E che addirittura utilizzi così tanta manodopera che può essere tolta, come dire, a cose più importanti come l'attività nei campi, per costruire delle strutture che hanno una somiglianza, no? O che tentino di imitare ciò che sta nel cielo. Ma questa cosa nella storia non è mai esistita, nessun popolo mai ha dedicato così tanti sforzi, così tanto impegno solamente per imitare ciò che avveniva nel cielo. E con questo chiudo perché sì, sono parole poetiche. Giustamente Paolo ha detto sì, si è lasciato sfuggire un po' la mano perché mi sembra davvero inverosimile, no? Pensare che oltre 8.000 nuraghi e tutte le altre strutture siano state fatte solamente appunto per quel motivo. Però sarà bene, insomma, adesso, come dire, proporre un secondo incontro per approfondire meglio questi aspetti. Grazie Nicola, mi è arrivato un consiglio tardivo, l'ho letto solo ora, che avrei dovuto pensarci anch'io, che chi non parla deve premere zittire il microfono, se no c'è un rimbombo. Sì. E poi mi è arrivato, quindi quando non parliamo dobbiamo chiudere. No, adesso va benissimo. Adesso ecco, come Nicola il microfono scrive, ma quindi non è una mia, ricevo un consiglio in onda, dice no, sembra gli archeologi ignorano che le grandi civiltà del passato hanno speso decine d'anni, sforzi immani, coinvolgimenti di tutta la popolazione a costruire templi in Egitto, civiltà mesopotamiche, americane, India, grandi cattedrali, altro che esigenze pratiche, mi scrive un amico. Le piramidi non sono dei templi, le piramidi sono delle tombe. Vabbè, ma sempre, certamente non hanno esigenze pratiche, bastava qualcosa di meno imponente. Dai. Allora, se qualcuno voglia qualche domanda. Sì, diamo la possibilità a chi ci sta seguendo di fare qualche domanda, perché pensate che stiamo parlando
da quasi un'ora e mezzo e praticamente non siamo mai calati degli spettatori, cioè sono sempre più o meno, siamo più o meno intorno al centinaio di persone, quindi vuol dire che l'argomento... Adesso vado un po' a leggervi le domande. Allora, vediamo un po'. Adesso qua me le scorro, stanno iniziando ad arrivare. Vediamo un po'. Allora, vi chiedo di fare domande brevi, non scrivetemi dei poemi perché sennò poi viene male anche leggerle e poi rispondere. Fate delle domande proprio concise. Allora, qua Margherita scrive: sarebbe ora di definire la civiltà sarda come si fanno per altri posti come civiltà egizia, civiltà mesopotamica, latina e greca. Nicola, cosa pensi? Sono d'accordo, cioè nel senso la domanda, o meglio l'affermazione è non chiamiamola più civiltà nuragica ma civiltà dei sardi. In sostanza questo vuol dire. Sono d'accordo, certo, anche perché quella che noi spesso definiamo come civiltà nuragica, parlando ad esempio dei bronzetti, quei nuraghi ormai ha ben poco da spartire. Sono passati molti secoli, la società è cambiata totalmente, quindi anch'io molto spesso preferisco utilizzare il termine sardi piuttosto che nuragici. Su questo sono pienamente d'accordo. Allora, qua ci stanno inondando di domande, già ve lo dico. Allora, cerco di andare in ordine perché sennò, scusate se non riesco a leggerle tutte, però allora, guarda, c'è qualcuno che sicuramente conoscete che fa un appunto secco. Sardi di epoca nuragica è la definizione giusta di Pierluigi Montalbano, che lo salutiamo. D'accordissimo. Certo, Poi, l'amico Pierluigi. allora, andiamo un po' con l'astronomia. Posso dire che, allora, poi c'è Barbara che dice, è astronoma e dice: posso dire che il cielo era sicuramente importante per tutte le popolazioni antiche, a prescindere dal sacro. La scansione del tempo era affidata al cielo e anche l'orientarsi degli spostamenti era legato al cielo. Paolo, è così? Beh, sì, ma d'accordissimo, certo, ma come diceva Nicola prima, oggi esiste una distinzione netta tra sacro e profano, per gli antichi non esisteva. Ecco, cito un esempio, anche qui leggevo da poco che ai tempi della peste del 1347, sapete qual era la materia principale insegnata nella principale facoltà universitaria di medicina in Europa, cioè Bologna? L'astrologia. Cioè a quel tempo si riteneva che gli astri fossero connessioni astrali sfavorevoli, fossero la causa della pestilenza. Quindi l'astronomia, chiamiamola la conoscenza del cielo, certo aveva usi sia civili, calendariali, sia sacri, ma le due cose andavano a braccetto. Cioè oggi è insomma come il corpo e lo spirito, la dicotomia è recente. Per gli antichi forse non c'era questa distinzione tra il sacro e non, ma che tutti gli dei avessero sede in cielo, questo... Allora, Efisio scrive: in che misura l'allineamento astronomico cozza con il tipo di presidio territoriale espresso dal dottor Nicola De Sì? Le due cose possono coesistere in armonia tra di loro? Cioè, le vostre due tesi alla fine, cioè, possono essere vere tutte e due, Nicola? Sì, certo, non lo escluderei. Ciò che non mi è molto chiaro da parte degli archiastronomi è se quando parlano di allineamento si riferiscono a un complesso di nuraghi o alla struttura isolata del nuraghe con ecco, diciamo, gli edifici annessi, quindi torri perimetrali e antemurale. Questo che non mi è molto chiaro. Posso, perché è decisivo, questo è tutto qui in questa sua osservazione. Allora, i nuraghi sono astronomicamente orientati in tre sensi.
Poi su questo, se ci rincontriamo, prepariamo un bel esempio, una serie di slide leggibili, in tre sensi. Uno, la disposizione nel territorio. La disposizione nel territorio secondo linee che sono astronomicamente disposte, quindi coi punti d'arresto del Sole e della Luna. Qua un esempio chiarissimo lo abbiamo a Isili, ma in altre zone della Sardegna. Per capirlo occorre conoscere bene il territorio, ossia a Isili il cuore, il centro, il baricentro di questo sistema è un nuraghe che oggi è distrutto. Se non vedessimo quello, avremmo meno difficoltà avremmo una molta più difficoltà a riconoscere la disposizione. Quindi disposizione sul territorio. Poi l'orientamento degli ingressi dei nuraghi rivela statisticamente dei picchi di orientamento con tre eventi astronomici fondamentali, ossia l'alba e il tramonto dei solstizi, dei lunistizi, e poi questo lo vediamo anche oggi, cioè il moto del Sole e della Luna non risente della precessione di equinozi, quindi vediamo oggi quasi esattamente il cielo del Sole e della Luna come lo vedevano, i punti d'arresto del Sole e della Luna, come li vedevano gli antichi. Viceversa, il cielo stellato non lo vediamo certamente più come lo vedevano nell'epoca di costruzione dei nuraghi, ma si ricostruisce al computer, ci sono dei software di uso abbastanza agevole, e si vede che in corrispondenza di una certa declinazione c'era la levata di una costellazione importantissima per tanti motivi, che è il Centauro Croce del Sud. Ripeto, questo non lo vediamo più. Se andassimo oggi non sorgerebbero altre stelle in quel punto. Quindi disposizione nel territorio, orientamento degli ingressi. Terzo, quello che in effetti facciamo sempre un po' di confusione ogni volta che ne discutiamo, terzo motivo di orientamento astronomico sono le tangenti alle torri periferiche dei nuraghi complessi. Tutti, nessuno escluso, i nuraghi complessi hanno almeno una tangente a un lato, almeno una, poi nel caso del Santo Fantine dell'Osa tutte, ma almeno una orientata secondo un solstizio o un lunistizio. Quindi in tre sensi i nuraghi sono astronomicamente orientati. Sulle tombe ne parliamo un'altra volta perché è lungo e complesso il discorso. Do la possibilità a Nicola di essere possibilista Sì, potrei essere possibilista per quanto concerne la porta, le finestre, le raghe, i singoli elementi, ma non sulla disposizione. Non ti sento più. Sì. Mi sentite ora? Qualche problema di connessione. Ma non sulla disposizione territoriale, che è frutto comunque di una ripartizione territoriale e di un controllo. Quando noi vogliamo capire la funzione di un nuraghe, dobbiamo salirci sopra. Nicola, ti è andata via la linea e questo è un punto delicato, ripetilo. Anch'io non ho sentito. Allora, ora mi sentite? Sì, perfetto. Allora, posso essere possibilista per quanto concerne l'allineamento della porta, delle finestre e, se vogliamo, anche delle mura esterne. Sono assolutamente possibilista invece quando si parla di allineamento addirittura di più nuraghi. Quello invece è il frutto, a mio avviso, di una scelta ben precisa, di un controllo capillare del territorio. Se noi vogliamo capire la funzione di un nuraghe, dobbiamo salirci sopra e guardarci attorno e vedere qual è la sua qual è il suo dominio visivo.
per qualche problemino di non credo che, come dire, decine di nuraghi siano stati costruiti semplicemente per imitare una mappa astrale. Mi sembra assolutamente improbabile. No, no, ma questo non l'ha mai detto nessuno. Imitare ecco, cioè ripeto, parlo di studi pubblicati e poi c'è qualcuno che ha visto la Croce del Sud, il Granca, ha visto di tutto di più nel disegno dei nuraghi. Ma esiste un principio proprio cardine della scienza, il cosiddetto rasoio di Occam, no? Cioè la tesi scientifica più verosimile a volte è la più semplice. Allora, vediamo se ho un po' di fortuna e trovo la mappa di Isili. Non è astrale, fa pensare alle stelle, a qualcosa di... Vediamo se riesco, ecco. Qui c'è la conclusione dello studio. Allora, che siano messi a caso i nuraghi della valle di Isili, mi pare siano 28 quelli censiti, o 33, ho sempre il dubbio. C'è calcolato un collega ingegnere, c'è 3 possibilità su 100 milioni che questo sistema, qui lo vediamo rappresentato su una rivista degli anni 90, che questo sistema sia casuale. Qua vediamo il centro della valle, il nuraghe Nueddas, e i nuraghi invece su cui il sole sorge e tramonta nel corso dell'anno. Questo allineamento va avanti per chilometri, cioè dietro il nuraghe Calameda e dietro il magnifico nuraghe Isparas ce ne sono altri che marcano questa linea solstiziale, come pure in questo senso. Anche qui forse sbagliamo ad affrontare il tema nella sua globalità, invece se ci concentrassimo davvero solo su questo ce ne sarebbe veramente parecchio da dire. Questi sono invece... Paolo, ci torneremo. Sì. Ci torneremo. E comunque diamo la possibilità... equivocabile, cioè la disposizione nel territorio secondo linee rette, per 2 punti passa una retta. Ecco, se per 5 punti passa una retta, anche per 6, 7, 8 punti, che è disposta come un asse solstiziale, è certo, ma questo, se come ti propongo da anni, sarai il nostro gradito ospite a Isili il 21 giugno, speriamo di non essere ancora in quarantena, lo vedi coi tuoi occhi. È una precisione, poi tra l'altro chiaramente voluta, cioè qualcuno dice un caso, qualcuno che non l'ha visto esce con affermazioni un po' grossolane del tipo il cielo è pieno di stelle, basta prima o poi anche dalla finestra di casa mia sorge e tramonta una stella. Ma in molti casi, e questo di Isili è paradigmatico, la disposizione è chiaramente intenzionale. Servivano come dice, a controllare il territorio? In un certo senso sì, cioè bisogna capirsi sui termini. Servivano, io direi, più propriamente a cosmizzarlo. Augusto Mulas usa un'espressione, dice come in cielo così in terra, e rendere, anche qui può far storcere il muso a qualcuno, ma tutte le civiltà antiche rappresentavano in terra quello che era il cielo. Noi oggi... Allora, Paolo, ci torniamo. Allora, chiudiamo con le domande delle persone, così siamo già oltre l'ora e mezza. Allora, ho le ultime 2 o 3 domande. Nicola, tu hai un po' più di tempo, che Paolo va un po' lungo. Allora, c'è Ivan ti chiede, ci sono 2 domande per te, Nicola, quindi allora, prima Ivan ti chiede, volevo rivolgere una domanda al signor Nicola riguardo al fatto della possibile presenza della cupola sopra il pozzo di Santa Cristina. Questa cupola doveva essere per forza chiusa o magari poteva avere un occhio che faceva entrare la luce lunare in un determinato periodo? Ed escludere a prescindere questa cosa qua? Te lo chiede Ivan. Allora, non è da escludere totalmente, però la mia idea è che la copertura del pozzo fosse chiusa per un semplice motivo.
affinché le acque meteoriche, quelle che arrivavano dall'alto, non andassero a inquinare l'acqua che arrivava dal basso. Quindi oggi noi spesso troviamo un livello molto alto delle acque dei pozzi sacri, semplicemente perché raccolgono anche l'acqua piovana. Era molto importante invece all'epoca distinguere questi due mondi, quello, come dire, celeste con quello ctonio. In questo caso l'acqua è ctonia, l'acqua è femminile, è qualcosa che arriva dal basso. Quindi personalmente io ritengo che questa Tolos, questa cupola fosse chiusa, non avesse un'apertura proprio per evitare che ci fosse la possibilità che entrasse l'acqua piovana. Allora, abbiamo le ultime due domande. Una è per Paolo e l'altra per Nicola. Allora, c'è Orni che chiede, ho chiesto, allora, gli allineamenti secondo gli astri a gruppi di 3 o più numerosi, verso sud-est. Questa è per te, Paolo. Confesso che non l'ho capita. Cioè, no, Allora, l'ho sentita, ma non l'ho capita. A gruppi di 3, no, sì, anch'io non ho capito. credo di non averla capita. Perché lui dice, secondo gli astri a gruppi di 3 o più numerosi, verso il sud-est. Verso sud-est. No, ci sono... no, sono... no. Ok, allora facciamo una cosa. Faccio veramente... Non ho capito la domanda. Orni è pregata di dettagliarla meglio. Allora passo alla domanda, l'ultima domanda per Nicola, poi vediamo se Orni ti rifà la domanda per te. Allora, Orni Nicola, sarà più precisa. La domanda te la fa... Sì, la domanda te la fa Montalbano, il professore Montalbano. Ti chiede, Paolo, all'interno dei nuraghi generalmente si trovano manufatti legati alla quotidianità come macine, pestelli, anfore, reste di pasto, eccetera. Alla luce di ciò, non pensi che la funzione primaria fosse quella di luogo di incontro civile, economico e sociale della comunità? Allora è per me questa. Allora, no, questa è per Nicola. È la tesi di Nicola, quindi starebbe confermando quello che ha detto nell'ultima ora e mezza Nicola, quindi penso sia più per me, insomma, perché sta confermando quello che... questa la fa il professor Montalbano per Nicola. Per te ne abbiamo un'altra. Allora. Sì, è appunto quello che ha detto finora. Sono dati che confermerebbero una natura più civile, più pratica del nuraghe piuttosto che sacra e spirituale. Se si parla ovviamente di reperti del bronzo medio, recente e finale, perché poi nell'età del ferro vediamo la funzione cambia totalmente e troviamo elementi legati alla sfera del sacro. Beh, permettimi però, questa domanda era un assist, perché Nicola è proprio ciò che ha sostenuto. Io invito Pierluigi e tutti gli altri archeologi e non a leggere il magnifico libro di Augusto Muras, che ho qua, tra i libri cari, in cui eccolo qui, in cui spiega proprio, racconta che come nella quasi totalità dei nuraghi scavati scientificamente ci siano metri, strati decimetrici di resti di animali bruciati, che testimoniano... Allora, il pasto comune era civile, ma era anche rituale. Cioè erano delle vere e proprie nuraghi, delle vere e proprie discariche di ossa di animali bruciati, oltre che di altri reperti che gli archeologi analizzano molto meglio di quanto ovviamente possa fare io. Ma il residuo, ciò che si trova, ci parla di un utilizzo, oso dire, sacrificale, di residui di libagioni, chiamiamoli di pasti comunitari, erano rituali nell'antichità. Questo un'analisi del 2012, quindi non ha nulla di astronomico questo. Il fatto che si trovino animali addirittura in alcuni pozzi interni ai nuraghi, o addirittura vasi ceneri
all'interno di pozzi sacri coeve al periodo di costruzione dei nuraghi, ci raccontano che probabilmente l'uso, anzi molto probabilmente, era, chiamiamolo, afferente alla sfera del sacro ab origine. Perché riempire di ceneri i possibili punti da cui si attingeva l'acqua? Ci raccontano che evidentemente... Paolo, Nicola non è d'accordo. È un problema di stratigrafia, fondamentalmente. Noi sappiamo bene che le camere dei nuraghi erano frequentate, ma non ci gettavano le ossa, perché loro camminavano su un ciottolato, c'era un pavimento che doveva restare pulito. Tutti gli altri cumuli sono successivi, e questo lo sappiamo bene. Lo sappiamo bene. Bronzo finale, guarda, ho aperto a caso. Bronzo finale, siamo oltre il bronzo medio. Ho aperto a caso il libro di Augusto. La stessa cosa si dica per i pozzi all'interno del nuraghe. Se vogliamo trovare l'aspetto sacro lo troviamo, certo, perché ogni qualvolta si faceva un pozzo, anche per l'approvvigionamento idrico, lo si faceva comunque, prima di tutto, indagando il volere della divinità e ringraziandola. Quindi se io faccio un pozzo e trovo l'acqua, la prima cosa che faccio è ringrazio la terra e ci metto alla base del pozzo degli elementi sacri, è quello che troviamo nel nuraghe Lugherras di Paoli Latino. Il professor Taramelli trovò alla base degli oggetti come brocche ascoidi, delle statuine, che chiaramente non avevano natura pratica, non è che erano cadute lì mentre pescavano l'acqua, le avevano messe come consacrazione del pozzo. La stessa cosa avviene nei nuraghi, il rito di fondazione, ma questo nella storia c'è sempre stato, ma il rito di fondazione è una cosa, il dare una funzione prevalentemente sacra e spirituale al nuraghe è tutt'altro paio di maniche. Guarda, leggo testual, poi interrompiamo che diventa lungo. Il cortile del Lugherras, la camera principale fu oggetto di una ripolitura. Gli strati portati alla luce destano stupore i manufatti restituiti dal pozzo ubicato all'interno del cortile che acquistano, non ho centrato il punto, ma nel cortile ingenti quantità di ceneri frammiste a centinaia di frammenti ceramici sparsi su tutta la superficie, insieme a quelli che lo stesso Taramelli definisce come rifiuti della vita quotidiana, che noi dobbiamo verosimilmente interpretare come resti di cibo rinvenuti in altri nuraghi, ma come vedremo anche all'interno del pozzo del nuraghe Lugherras, resti di cibo. Poi diventa lungo, ma il nuraghe Lugherras è un nuraghe che ha subito molte frequentazioni. I materiali che trova il Taramelli sono per la maggior parte di età romana, quando la parte superiore del secondo piano diventerà un sacello dedicato alla divinità di Demetra, Demetra e Core, dove sappiamo bene avvenivano dei sacrifici animali, in primis dei maialini da latte, per ringraziare la divinità. Il Taramelli non attuò lo scavo stratigrafico perché alla sua epoca quindi bisogna capire se queste ceneri erano di età nuraghe. Non lo sapremo mai, perché ormai sono passati 100 anni dallo scavo di quel nuraghe. E quindi bisognerebbe analizzare meglio, secondo me, gli scavi più recenti. Ok, allora siamo alla conclusione. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti e due, entrambi siete stati gentilissimi, disponibili. Vi posso già dire che anche a chi ci sta ascoltando che i numeri di questa diretta sono stati molto alti, sia prima di iniziare, sia adesso durante la live. Mi immagino sicuramente anche quello che succederà dopo. Tutti e due, entrambi, allora io non patteggio né da una parte né dall'altra, perché io non sono né archeologo, poi sì, non sono neanche un grosso esperto, diciamo, di archeologia, ci studio, ma penso di non saperne così tanto. Però vi posso dire una cosa, dall'esterno entrambi avete fatto una bellissima figura, vi siete espressi benissimo, quindi vi faccio i complimenti. Consiglio a tutti quanti che ci stanno seguendo, vogliono approfondire,
di comprare il tuo libro, Paolo, che è bellissimo, io l'ho letto ed è veramente bello. La stessa cosa il libro di Nicola, un bellissimo libro anche da vedere insieme con i propri figli, è davvero un bel libro. Io spero, l'argomento è molto interessante e come abbiamo visto si può andare avanti per davvero molte ore. Vedremo di organizzare un'altra live, poi lo faremo anche dal vivo e di lì sarà molto più interessante, ma vedremo a breve di organizzarne un'altra anche qua in live, però spostandoci magari di argomento, andando magari su un argomento tipo pozzi sacri, che ho visto che c'era molto interesse, infatti c'erano molte domande sui pozzi sacri, quindi andremo un po' a parlare di più di pozzi sacri, questo argomento qua che è bellissimo. Allora io vi ringrazio. Grazie a te nuovamente. Gianmario, a Nicola Grazie a voi. e a tutti quelli che hanno avuto la Grazie. pazienza di ascoltarci, 1 ora e 45, quindi... Esatto. Vi dico questo dato, che da quando abbiamo iniziato ad adesso, che sono quasi le 11, praticamente siamo scesi di un 10% di ascoltatori, che sono quasi le 11, è tanto, quindi Fisiologico, vuol dire domani che si lavora. l'argomento interessa molto. Io saluto tutti quanti, seguiteci ancora, seguite la pagina, seguite a Paolo e a Nicola anche nei loro profili. Un saluto a tutti. Ciao, buona serata, Grazie. buonanotte a tutti. Buonanotte.